Si chiude con una splendida giornata di sole, il campionato regionale Enduro Sprint. La settima ed ultima prova, valida anche come gara conclusiva del campionato provinciale messinese, è andata in scena nella località di Fonda Comotta. Ad organizzare l'evento è stato il motoclub Valle Alcantara del presidente Salvatore Catalano, che grazie all'aiuto dei ragazzi dell'Ama Racing, capitanati dall'instancabile Andrea Chillemi, ha offerto una giornata di estremo divertimento ai 52 piloti iscritti. Questa manifestazione per rispetto di tutti i piloti e gli scienziati della provincia di Messina, soprattutto perché era la quarta del campionato provinciale, l'ultima, in concomitanza dell'ultima del regionale. È stato un piacere, lo scopo era lo stesso, era quello di fare divertire i ragazzi, si sono divertiti, la giornata è stata bella, il sole ci ha baciato mantenere la data. E abbiamo mantenuto la data, ci siamo voluti anche non solo dedicare all'organizzazione ma a mantenere la data che doveva essere. La prova speciale è stata disegnata su un terreno che si sviluppava di fronte al paddock. I partecipanti si sono trovati davanti ad una vera e propria gara di abilità. Il fango creatosi nelle scorse settimane rendeva l'equilibrio dei centauri precario, mettendo a dura prova anche i piloti più abili. A conquistare la vittoria assoluta e della classe E1, in sella al KTM 125, è il pilota di casa Walter Catalano, che si aggiudica le 4 prove speciali in programma e fa registrare il miglior tempo di giornata. Ciao a tutti, un saluto agli amici del Tassello. Oggi la gara è stata molto divertente, peccato che abbiamo avuto una parte del tracciato piena di fango che ha rallentato un po' la dinamica della gara. Nonostante tutto ci siamo divertiti, ho fatto il primo, meno male, in casa, almeno ogni tanto ci consoliamo un po' le cose. Emanuele D'Angelo su KTM 250 a due tempi si conferma in forma smagliante, giungendo in seconda posizione assoluta e primo nella E2. Ciao Castello, bella giornata, gara molto divertente, frecciato molto tecnico, in particolare qualche punto c'era molto fango, del resto tutto scorretto, secondo assoluto è finito, più di categoria. Chiude il podio un altro pilota del motoclub Valle Alcantara, Sebastiano Di Costa. Ciao a tutti, una gara mai fatto un risultato del genere, una gara riuscita molto bene, peccato gli ultimi giri nel tratto in alto si andava molto più piano. Un saluto agli amici del Tassello. Un altro anno di gare si è concluso e siamo felici di averlo trascorso in vostra compagnia. Nell'attesa di ripartire con novità su tutti i fronti, non ci resta che augurarvi un sereno Natale. L'appuntamento è fissato al prossimo anno. Vai! Da Giuliano Gugliuzzo, tanti saluti agli amici del Tassello. Il più bravo? Il più bravo è Walter Catalano. Ciao a tutti, saluto gli amici del Tassello, questa domenica bene o male è riuscito e infatti Allora...